Zelkor presenta L'oscuro fanciullo. Lettura di La zona morta. Ne sconsigliamo l'ascolto a persone sensibili e minorenni. Il braccio muscoloso e scimmiesco di Alligator Williams si sollevò, portando la fiaschetta rivestita di cuoio rosso all'appuntamento con le labbra dell'uomo, che beve avidamente qualche sorso di aspro whisky casereccio preparato con l'attrezzatura da moonshiner del suo bisnonno. Stava in piedi sulla veranda sul retro, vicino al sudicio tavolino di plastica e alle sedie dove, poco più di un mese prima, lui e lo scrittore, quel Clyde Merrow, erano stati seduti a sorseggiare limonate e parlare di cose riguardo cui, forse, sarebbe stato più saggio non discutere affatto. Marrow adesso era ricoverato in un ospedale di Galveston, uno di quegli inquietanti istituti dove sai la data in cui entri, ma non quella in cui potrai uscire, sempre ammesso che tale possibilità sia contemplata. E nel caso dello scrittore, Gator sentiva di dubitarne. La bevanda appiccò il fuoco alla sua gola e gli corse giù fiammeggiando fino allo stomaco come fiato di drago. Sembrava di ingerire sorsate di dolore, ma Gator era un vero uomo del sud, come i suoi antenati, e per lui simili intrugli erano arrivati subito dopo il latte materno. Inoltre, in quella circostanza, tale veleno era la sola cosa che potesse affievolire il senso di colpa. Non poteva fare a meno di sentirsi responsabile per quanto accaduto allo scrittore. Certo, quel pezzo di idiota gli aveva disobbedito, sottovalutando la pericolosità della faccenda fin dall'inizio, facendo di testa sua e varcando il cancello. Ma forse niente di tutto quello che accadde dopo si sarebbe mai verificato se Gator non avesse accettato i 500 verdoni che Merrow aveva offerto per vedere la zona morta. La bocca di Gator si scollò dalla fiaschetta con un piccolo schiocco e un sottile rivoletto gli sfuggì dalle labbra, finendo assorbito dalla folta barba incolta grigio-biondastra. Se lo asciugò distrattamente con la mano coriacea di Calli, senza staccare lo sguardo dal rettangolo di terreno rosso, cintato da un alto reticolato con volute di filo spinato che ne difendevano la sommità. Dalla palude circostante giunse un refolo di vento puzzolente che agitò i veli verdognoli di Spanish moss appesi ai rami dei cipressi come panni messi ad asciugare. Nessuno, osservando Gator, poteva reputarlo un tipo capace di provare paura o lasciarsi suggestionare da fatti buoni per essere raccontati attorno al bivacco dei Boy Scout. Alto, nerboruto, con addosso un paio di jeans resi bronzei da studiciume, un bisunto gilet di tela portato direttamente sul torso nudo e una bandana con la bandiera sudista che gli avvolgeva la testa. Pareva un luogo comune ambulante, dal quale ti aspetti occhiate truci, una passione quasi erotica per le armi e un'aperta ostilità verso la gente di colore. Uomini così, nella fantasia popolare, non temono niente e nessuno. Gator, al contrario, aveva paura. Ne aveva moltissima e la stava provando proprio in quel preciso momento, dato che l'oggetto del suo panico era di fronte a lui, raggiungibile con neppure una ventina di passi. E la zona morta dava l'idea di avvertire il terrore da lui irradiato e di farsene beffa, ardente sotto al limaccioso sole del Texas come una distesa di bracci spalmata su un'area di 23 metri per 10. In un perimetro simile, Roger Federer e Rafael Nadal avrebbero potuto consumare molti set della loro rivalità, anche se probabilmente non sarebbero sopravvissuti ai primi servizi. Su quel rettangolo non crescevano neanche le erbacce e se un lombrico o una talpa avessero avuto la brutta trovata di scavare lì le proprie gallerie, non se ne sarebbero mai pentiti abbastanza. L'effetto che poteva avere sulla psiche umana andava oltre le capacità descrittive della mente poco scolarizzata di Gator, che si limitava a definirlo fottutamente mostruoso. Poco elegante, ma riassumeva bene il concetto. Nonostante i rischi, la sua famiglia aveva sfruttato quell'incomprensibile pezzo di terra per decenni, in modo assolutamente sconsiderato e amorale, proprio alla maniera in cui si espone un figlio deforme a una fiera di paese per un tornaconto in denaro. E denaro ne era arrivato parecchio, nel lasso di tempo in cui la zona morta ancora non era delimitata da rete e filo spinato. Il nonno di Gator aveva messo su un'attività niente male, che avrebbe ricevuto approvazione anche a Phineas Barnum. La gente ama mettersi in pericolo e adora il mistero, quindi, quando gli si offre una miscela di entrambe le cose, non sa dire di no. Dopotutto, il mondo è pieno di imbecilli con il portafoglio sempre in mano. Purtroppo, però, a lungo andare c'era scappato il morto. Il braccio di Gator tornò a sollevarsi con una certa urgenza mentre dalle regioni più interne del suo lobo temporale si ramificò una memoria di 25 anni prima,
sbocciando in fiori di ricordi spaventosi che egli tentò vanamente di far appassire con quel whisky di pessima qualità. Sapeva che quella pianta orribile sarebbe tornata a crescergli nel cervello, prima o poi. Poteva averne reciso i viticci, ma non era riuscito a estirpare il malefico bulbo affondato nel fertile letame cerebrale dove allignano gli incubi, le paure e tutte le brutte cose che ci tengono svegli la notte e ci obbligano ad arricchire le case farmaceutiche specializzate in neurolettici. Quel che era accaduto a Clyde Merrow aveva nutrito quel vegetale psichico, inducendolo a germinargli dentro e a fruttificare. Accorgendosi di tremare convulsamente, Gator Williams lasciò cadere le natiche sulla sedia, mollando di malagrazia la fiaschetta sul tavolino e intrappolandosi la testa tra le mani. Intanto il nastro del tempo si riavvolse dentro di lui come una vecchia VHS, riportandolo al 1998, quando i divertimenti tra una giovane tirocinante e l'aquila calva presidenziale divennero di dominio pubblico e Gator aveva 16 anni, la stessa età di Fred Calder. Il crepuscolo calava lento come il miele che cola da un cucchiaio, spargendo oro rosso sulle acque immobili dei bayou e portandosi dietro le tenebre violacee nelle quali brillavano innumerevoli lanterne di zucca. Le strade di Brixton si animarono di un chiassoso e variopinto sciame di streghe, fantasmi, licantropi, zombie, pirati, mummie, anche se tutti in formato mignon. Ciascuno con il suo bel cestello, a forma di teschio, dove custodire i dolciumi racimolati durante l'incetta del trick or treat. Ma per Fred Calder e i suoi amici, l'epoca dell'elemosina di caramelle era passata da almeno 6 anni, ovvero da quando l'esaltazione fanciullesca di mascherarsi e la passione per i cibi carichi di zuccheri si era evoluta nel più adulto istinto che, presto o tardi, indirizza gli adolescenti verso le ragazze e la birra, non sempre in quest'ordine. Ogni tanto, inconfessabili persino a se stesso, Fred aveva vissuto sprazzi di malinconia durante i quali avrebbe quasi voluto tornare a bussare di porta in porta, arrossendo ai complimenti rivolti alla propria maschera e frizzando d'eccitazione nell'udire il promettente ticchettare di dolci tesori che scivolavano nel suo cestello. Conquistare il passepartout delle strade del mondo chiamato patente era stata una gran figata e, sebbene non avesse ancora l'età per bere alcolici, aveva già fatto la propria esperienza in tale ambito. Ma talvolta, quando gli ormoni creavano la giusta alchimia di malumore e rimpianto, il suo pensiero si ritirava dalle prime glorie dell'età quasi adulta e si rifugiava in ricordi e desideri infantili, come un animale che segue una flebile scia olfattiva fino a tornare a una sua vecchia tana, ormai troppo stretta per contenerlo. Pensarci era doloroso e dolce al contempo, un sentimento color tramonto che a malapena sapeva definire e che non avrebbe condiviso con la sua banda neanche sotto la minaccia di ferri ardenti posti vicino agli occhi. Crescere poteva anche essere uno sballo, ma ogni oncia di soddisfazione valeva litri e litri di sudore, se non sangue vero e proprio. Aveva lavorato duramente per costruire la propria immagine da duro con laboriosi ponteggi di autostima e quintalate di malta di sport, compagnie giuste, musica del momento e look sempre aggiornato. Nella spietata giungla dell'adolescenza sopravviveva soltanto chi sapeva farsi rispettare. Chi scatenava risate anche con le battute più stupide e otteneva il silenzio con la sola forza di un'occhiata. E lui era diventato bravo in ognuna di queste cose. Era il capobranco, la sua parola era legge e la sua autorità indiscussa. Se gli altri avessero saputo o solo vagamente intuito che di tanto in tanto si baloccava con l'idea di giocare ancora con l'autopompa dei pompieri, che guardava di nascosto gli episodi di Invasion America e che ogni Halloween si ridestava in lui la voglia di dolcetto scherzetto, tutto il suo tenace impegno si sarebbe sgretolato come un castello di sabbia travolto da un cavallone. Per questo, quando giungeva la vigilia di Ognissanti, era premura di Fred escogitare maniere eccitanti di trascorrerla, per mantenersi sulla cresta dell'onda e per inibire i lamenti della sua infanzia. Se si fosse stordito abbastanza con roba da adulti, forse il piagnucolante bambino che viveva nella sua testa avrebbe sloggiato. La sera del 31 ottobre 1998 si sentiva particolarmente su di giri, quasi che qualcuno gli avesse attaccato cavi elettrici al sistema nervoso. Era così esaltato, mentre sedeva dietro il volante della Pontiac Firebird blu elettrico, che gli pareva di vedere sgorgare raggi di luce dai pori della pelle. Halloween, in una maniera o nell'altra, aveva il potere di mettergli dentro la voglia di vivere,
O forse era solo l'effetto dell'ottima erba che Peter aveva comprato dal bidello del liceo e che si stavano smezzando. Inarcò la schiena, gettando indietro la testa, e lanciò un sonoro ululato da licantropo in calore. Il vento che gli agitava i capelli biondo cenere. Peter, Eddie e Kyle furono subito contagiati da quell'atteggiamento lupesco e diedero vita a uno stonato coro di latrati, prima di scompisciarsi dal ridere, i volti paonazzi e gli occhi arrossati dalla cannabis. La Pontiac sfrecciò con tracotanza per le strade, facendo voltare gli ultimi gruppetti di ragazzini che si aggiravano a caccia di leccornie, per poi parcheggiare di fronte a un'abitazione avvolta da una nube di festoni neri e arancio, dalla quale pulsava una versione pop di Grim Grinning Ghost a tutto volume. Quella era solo la prima tappa di un tour di party che Fred aveva organizzato a Puntino. Come capogruppo era suo onere predisporre i divertimenti. Partecipare a più feste durante la notte, presentandosi senza invito, era il modo migliore per dar misura delle proprie palle. Aveva appositamente scelto quelle dove si sarebbero più facilmente procacciati canne e alcol, in modo da essere belli carichi per il gran finale che aveva in serbo. Quell'Halloween sarebbe entrato negli annali di Brixton. Lo sentiva. E i suoi amici l'avrebbero osannato. Del resto, teste di rapa com'erano, non avrebbero potuto fare a meno della sua guida, dal momento che sarebbero stati incapaci di trovarsi il sedere anche se glielo avessero cosparso col pepe di Cayenne. Party dopo party, la combriccola di Fred Calder diventava sempre più disinibita e chiassosa. I tragitti da una parte all'altra a bordo della Pontiac si fecero spericolati ai limiti dell'autolesionismo. Erano da poco passate le 2 quando, barcollanti sulle gambe, puzzolenti di sudore, birra e marijuana, i componenti del quartetto brancolarono nell'abitacolo ridendo in modo sciocco e sonnolento. Fred, a dispetto di tutto l'alcol e il fumo che aveva in corpo, si sentiva sveglio e pronto all'ultima meta. Niente feste, da lì in poi. Halloween era la notte dell'occulto, in fin dei conti, e dopo tanto sballo terreno, aveva proprio voglia di una sferzata di adrenalina paranormale. E sapeva esattamente dove trovarla. Fred non aveva idea di cosa custodisse il solaio della casa che condivideva con i genitori. Aveva risalito la scala scomparsa che portava fino alla botola che si apriva sul soffitto del piano superiore solo 2 o 3 volte in vita sua, e comunque si parlava di molti anni prima. Ricordava vagamente un luogo male illuminato, inumato dalla polvere e così infestato dalle ragnatele da restituire l'idea che ogni cosa fosse avvolta nello zucchero filato. Non avrebbe mai desiderato recarvisi. Non fosse che 2 settimane prima di Halloween a sua madre era avvenuto un nuovo attacco di quello che in famiglia veniva chiamato, con un misto di affetto ed esasperazione, il morbo del mercatino. Più o meno una volta a stagione, Mary Calder decideva di punto in bianco che bisognava liberarsi dell'accumulo di cianfrusaglie, organizzando un garage sale. Dall'impegno che impiegava in questi eventi, pareva che ne andasse della sua stessa vita. Tuttavia, era sempre compito di Fred e suo padre sgomberare e trasportare il ciarpame che la donna decideva di vendere. Così, sbuffando e brontolando, i 2 uomini di casa avevano dovuto ancora una volta soggiacere alle stramberie di Mary, arrampicandosi nel solaio e iniziando a riempire scatole e sacchi, smontando mobili e imballando oggetti. Così, per puro caso, Fred si era imbattuto in un bauletto molto vecchio ma per nulla misterioso, dal momento che un'etichetta di carta ingiallita ne svelava il contenuto. Tutta roba appartenuta a nonno James, il padre di Mary. Dopo aver fatto scattare le chiusure di alluminio, Fred vi aveva rovistato dentro con blando interesse, facendosi luce con la torcia elettrica. Sulle prime non si era aspettato di trovare nulla di interessante, ma si era ricreduto in fretta. A colpirlo era stata una grossa fotografia in bianco e nero che il ragazzo aveva sollevato verso di sé con fare quasi solenne, le sopracciglia aggrottate nel tentativo di capire cosa stesse guardando. Doveva essere nonno James, ma il dubbio restava, dal momento che la sua sagoma pareva un riflesso sulla superficie di uno stagno increspato. Più divertito che inquietato, il ragazzo aveva osservato meglio la foto. Aveva i bordi smussati e sottili pieghi la attraversavano. Voltandola, vergate con una stilografica sulla carta ingiallita, stavano le parole «La zona morta, 1958». Quel nome aveva cresciuto l'interesse di Fred, che era tornato a studiare l'immagine. Quella strana figura deformata stava in piedi su una porzione di brullo terreno, con forme di alberi storti a fare da sfondo. Avrebbe potuto trovarsi in qualunque stato del sud. Il nome zona morta non aveva ridestato alcun ricordo.
Deciso a saperne di più, aveva portato di nascosto il bauletto in camera sua per valutarne il contenuto con calma. In gran parte era pregevole cianfrusaglia vintage, kit da toilette e da barba, orologi da taschino, una macchina fotografica degli anni 40, una dentiera e altre cose che non sembravano collegate alla foto. Però di foto Fred ne aveva scovate altre. Per 3/4 non avevano a che fare con quel che cercava, ma alcune parevano essere state scattate nello stesso luogo e raffigurare uno o più soggetti simili. C'erano molte persone d'ambo i sessi raccolte attorno a una sorta di campo da tennis, ma chi sostava all'interno del rettangolo diserbato subiva lo stesso sinistro effetto ottico. I loro corpi erano deformati come riflessi su uno specchio ondulato, statue di cera disciolte da un grande calore, con arti sinuosi e visi cancellati in un turbine a spirale. Tutto ciò aveva iniziato a sconcertarlo. Sapeva che il fotomontaggio non era affatto qualcosa di prettamente moderno e che già nell'Ottocento alcuni spiritosi vittoriani ingannavano le masse con istantanee di spettri e di uomini che andavano a spasso con la propria testa sotto al braccio, ma non era riuscito a capire che tipo di trucco avessero impiegato in quelle immagini. Perché solo la gente dentro all'area priva di erba risultava alterata in quella maniera? Studiando i volti di quelli che stavano oltre il perimetro, aveva colto espressioni che andavano dallo stupore al panico, coprendo le gradazioni intermedie. Gente con gli occhi allucinati, donne che si portavano le mani alla bocca, sorrisi evocati per mascherare un turbamento più che evidente. In totale le foto ammontavano a 18, tutte recanti sul retro la solita scritta: La zona morta, 1958. Ormai ingarbugliato nella ragnatela della curiosità, Fred aveva frugato ancora nel baule, trovando 4 volumi rilegati in cuoio nero, che sfogliandoli si rivelarono essere un diario. La calligrafia precisa ed elegante di suo nonno vi scorreva sopra come un unico sottile filo d'inchiostro, iniziando dal 14 aprile 1950, quando James aveva 17 anni. Frettoloso, il nipote aveva passato in rassegna quei diari fino a raggiungere il periodo che gli interessava, ovvero il 1958. Dovette sorbirsi resoconti di innumerevoli giornate, poiché il nonno, nelle foto, non si era curato di apporre una data più precisa. Ma dopo aver trascorso oltre un'ora chino su quelle pagine giallastre, con la polvere che gli patinava i polpastrelli, il suo sguardo aveva agganciato qualcosa che gli produsse un tuffo al cuore. Suo nonno era stato portato a vedere la zona morta da un amico il 16 maggio del 1958, una domenica assolata, stando a quanto riportava. Fremente, il ragazzo aveva fatto scattare gli occhi su quelle righe nella spasmodica ricerca di un indizio utile, che alla fine trovò. Prima di arrivare al luogo concordato, nonno James e il suo amico avevano pranzato a una tavola calda chiamata Dixon's Diner, che distava una mezz'ora dal luogo nominato zona morta. Continuando la lettura, Fred aveva avvertito lo sconcerto tramutarsi in un sentimento via via più intenso. Mai si sarebbe aspettato di imbattersi in qualcosa di simile. Il nonno aveva scritto di una famiglia di disagiati di provincia, i Williams, e di un tale Billy Bob Williams che faceva pagare un biglietto per far vedere l'incredibile mistero sorto nella sua proprietà. Le pagine che seguivano parevano scritte da un'altra mano. La grafia composta di James si era tramutata in scarabocchi che Fred aveva dovuto sforzarsi di decifrare, spesso non riuscendoci. Frasi sconnesse, parole che sembravano buttate a caso come quelle di un indigeno che tentasse di esprimersi in una lingua appena imparata. La descrizione della sua esperienza, che aveva tentato di riversare sulla carta, era un delirio di immagini senza senso, quasi che avesse provato a dare cognizione di visioni provocate dall'LSD. Seguivano 3 o 4 pagine vuote, poi compariva una data, il 21 maggio, dove James tornava a essere quello di sempre. Accennava la faccenda in un frettoloso paragrafo dove affermava di essersi pentito di aver voluto provare quell'esperienza e che l'avrebbe tenuta per sé fino al giorno del giudizio, se non più a lungo. Da lì in poi, il diario tornava a colmarsi delle solite scene di vita quotidiana. Sentendosi inappagato quanto curioso, Fred aveva assaggiato il terreno con i genitori, ma nessuno dei due aveva la minima idea di cosa stesse parlando. Quindi la promessa di suo nonno era stata mantenuta. Provò in biblioteca, prima quella scolastica e poi quella civica, ma fu un buco nell'acqua. Ogni riferimento alla zona morta riportava un libro di Stephen King. Aveva giocato l'ultima carta, consultando l'elenco telefonico. I Williams erano fin troppo numerosi, ma nessuno si chiamava Billy Bob. Allora si era messo in cerca del Dixon's Diner, sperando che non avesse cambiato nome o non fosse stato chiuso nel frattempo. Nonno James non si era mai spostato da Brixton,
Pertanto Fred aveva supposto che la zona morta, ovunque si trovasse, non sorgesse oltre i confini della contea. Aveva avuto fortuna. C'era una tavola calda con quel nome a una quindicina di miglia dalla città. Preso dall'entusiasmo, vi si era recato un sabato pomeriggio. Il posto era rivestito di acciaio inossidabile, squallidamente anni 50, e a servire ai tavoli era il cuoco stesso, uno scontroso bisonte baffuto. Fred aveva ordinato un hamburger e quando gli era stato servito approfittò della scarsità di avventori per attaccar bottone con Dixon, rivelandogli delle foto scoperte in soffitta. Il bisonte baffuto aveva replicato che il Billy Bob Williams di cui Fred parlava era sepolto da anni al cimitero e che con lui era finita quella sinistra faccenda. Aveva il tono di voce ruvido di chi cerca di dissimulare un certo nervosismo, segno che anche solo parlare della zona morta lo infastidiva. Il giovanotto non aveva mollato l'osso, continuando a incalzare Dixon con le domande, finché egli aveva ammesso di non saper molto sulla questione, ma che il teatrino malato messo in piedi da Billy Bob Williams si era esaurito quasi del tutto. Il cuore di Fred aveva fatto le capriole quando, nell'impeto del discorso, il bisonte barbuto si era lasciato sfuggire dove si trovasse la proprietà dei Williams, raggiungibile grazie a una stradina che si addentrava nella zona nord della palude. Ma come captando la sua emozione, Dixon lo aveva messo in guardia. A sentir lui, Todd e Alligator Williams, rispettivamente figlio e nipote del fu Billy Bob, erano matti come volpi idrofobe, così gelosi della propria riservatezza che non esitavano a puntare il fucile contro chiunque finisse sui loro possedimenti. Nessuno con un briciolo di buonsenso avrebbe mai desiderato approcciarli. Archiviando tali informazioni, Fred aveva finito l'hamburger con un certo sforzo, pagando tanta audacia con un'intensa nottata abbracciato alla tazza del gabinetto. Ma se non altro, tale disagio aveva avuto un risvolto positivo. Adesso sapeva quale sarebbe stata l'ultima tappa per la festa di Halloween. Un quarto di luna galleggiava nel cielo nero, sfiorando con luce eterea gli stagni e gli alberi contorti che si sollevavano dalle acque della palude. Lungo la strada che costeggiava l'acquitrino, la Pontiac Firebird sfrecciava disturbando i viscidi abitanti di quell'Eden marcescente. All'interno del veicolo, Peter, Eddie e Kyle erano sprofondati in un sopore di birra e cannabis, ma Fred era ben vigile, con l'aria fredda e palustre che gli soffiava in viso attraverso il finestrino aperto per buona metà. Avevano superato il Dixon's Diner già da un po' e ogni traccia di civiltà era stata assorbita dalla vegetazione. Avrebbero potuto benissimo essere gli ultimi umani sulla Terra. Poi i fari della Pontiac illuminarono l'imboccatura di una strada sterrata che si separava da quella principale. Fred ruotò il volante, infilandocisi dentro e diminuendo la velocità mentre si trovava a procedere scortato da tronchi sbiancati dal sole, con chiome contorte che creavano una sorta di tunnel. I veli di Spanish moss così lunghi che sfioravano il tettuccio. Dopo una decina di minuti, il sedicenne spense il motore e il buio fu totale, appena stemperato dalla luce lunare. Svegliò Eddie, che ronfava al suo fianco, con un poderoso cazzotto alla spalla, incaricandolo di destare Kyle e Peter mentre scendeva con la torcia in mano. Indirizzò il fascio luminoso tutto intorno, illuminando acque melmose, canneti e facendo brillare gli occhi di tanti piccoli alligatori. La casa dei Williams non poteva distare molto e preferiva non rischiare di svegliare quei redneck con il suono del motore. In testa al gruppo, sentendosi il capitano di una squadra di comando durante un'incursione nella giungla, Fred guidò i suoi amici su quel terreno spugnoso, respirando l'aria umida e appiccicaticcia. Una foschia lattescente conferiva alle tenebre un che di onirico, assorbendo gran parte della luce della torcia. L'abitazione dei Williams si trovava in una larga lingua di terra cerchiata da pantano e cipressi, e Fred trovò incredibile che qualcuno potesse abitare in un tugurio simile. Aveva tutta l'aria di poter collassare su se stesso con un calcio ben assestato. In ogni caso, era silenzioso e buio, e tanto bastava. Non impiegarono molto a raggiungere quel che stavano cercando. Sul retro, a una ventina di passi dalla catapecchia, il fascio luminoso sfiorò un rettangolo di terra rossastra e butterata, dove non spuntava neanche un rachitico ciuffo d'erba. Accanto a Fred, gli altri tre ragazzi iniziarono a borbottare con aria delusa. In effetti, come spettacolo, non offriva granché. Lo stesso Fred lo ammetteva. Ma gli bastava ripensare alle foto,
agli strambi appunti del diario del nonno e al timore che aveva condito le parlate di Dixon per non lasciarsi influenzare dalle apparenze. Quel luogo era come i cimiteri indiani o i luoghi di un massacro. Irradiava un alone di potere, forse di magia, e Fred non si sentì assolutamente in difetto quando lo disse agli altri, i quali, dal canto loro, non replicarono per il semplice fatto che iniziavano a percepire qualcosa di analogo. Per una decina di minuti restarono lì, ascoltando il canto sgraziato che pulsava e vibrava dalla palude avvolta nell'oscurità brumosa. La luna era un sorriso da pazzo acceso nel cielo nero. Di colpo Fred si avvide che gli altri lo fissavano come se si aspettassero qualcosa da lui e che avevano tutti fatto un passo indietro. Sulle prime non capì, ma subito dopo, con un brivido, comprese quel che attendevano. Che fosse lui il primo a sconfinare nella zona morta. Il panico giunse inaspettato. Già da giorni sapeva che quel momento sarebbe arrivato, ma adesso non era più tanto sicuro di voler osare. Che genere di sensazioni avrebbe provato? Non poteva essere pericoloso al punto di uccidere, se no la fama di quel luogo sarebbe stata molto più estesa. Gli occhi di Peter, Eddie e Kyle non gli si staccavano di dosso, innervosendolo. L'idea era stata sua, ma non significava che doveva per forza essere lui il primo, no? Ma se avesse lasciato il posto a un altro, non avrebbe implicitamente dimostrato di non essere quel gran figo che tutti pensavano. Non sarebbe stata la prova che pure Fred Calder aveva degli attacchi di FIFA, quando la situazione era dura davvero. No, ne andava del suo onore. Non poteva mostrarsi vigliacco proprio nel momento di provare quanto grandi fossero le sue palle. La sicurezza con la quale si avvicinò al pezzo di terra rossiccia non rifletteva il tumulto di agitazione che gli sobbolliva dentro, asciugandogli la bocca e rammollendogli le gambe. Sostò un paio di secondi con la punta bianca delle All Stars che sfiorava la linea netta oltre la quale l'erba non cresceva più. Inspirò l'aria fredda e maleodorante in un lungo, profondo respiro. Poi entrò nella zona morta. Provò quello che subisce un piccolo pesce quando viene inghiottito vivo da uno più grande. Un taglio netto tra il prima e il dopo, tra la realtà che conosceva e quella che non avrebbe mai creduto possibile. Il mutamento fu percepito a ogni livello del suo organismo, sia fisico che mentale, e le sensazioni nelle quali venne immerso erano estreme. Il gracidio delle rane, il brontolare dei rospi e il frinire dei grilli si assottigliò in una sola nota ronzante che gli scavava nei timpani al pari di un minuscolo trapano, comprimendogli i pensieri. Era un non suono ad altissima frequenza che vibrava tra le creste del cervello, sollecitando una colata di ormoni sconosciuta. Fece per voltarsi e quel movimento, che pochi istanti prima gli sarebbe venuto naturale, divenne un angoscioso slow motion dove poté avere uno sgradevole sentore dello scorrere dei tendini e del molle strofinio dei fasci muscolari sotto gli strati di grasso e pelle. Era ipersensibile a qualunque cosa. Percepiva l'aria attorno a sé come bava di lumaca che gli scivolava sulla pelle. Gli scorreva densa nelle narici e gli si appiccicava alla superficie dei bulbi oculari. Dopo pochi minuti o forse 1.000.000 di anni, quando finalmente riuscì a gettarsi uno sguardo sopra la spalla sinistra, scoprì che Eddie, Peter e Kyle non erano più a pochi passi da lui. Tra loro si era frapposta una distanza di qualche chilometro, o così pareva. Li vedeva nitidi ma in qualche modo lievemente alterati, percependo una sorta di lente innalzata tra lui e quei 3 ragazzi. Ebbe paura, ma il modo in cui quest'ultima si sviluppò nel suo cuore era come mai l'aveva sperimentato. Fred ebbe l'orribile onore di sentire il mischiarsi di tutte le sostanze chimiche che, amalgamate dall'organismo sotto stress, davano origine a quell'ancestrale liquore che la gente chiama terrore. Ne avvertì il calore elettrico, il montare delle sue maree di cristallo avvelenato, l'elaborato bouquet di aromi tenebrosi. La sua attenzione si catalizzò su qualcosa in alto e di nuovo impiegò un'era geologica a spostare lo sguardo, fino a incontrare l'affilato sorriso di fosforo che riluceva nell'oscurità screziata di ogni sfumatura di blu, nero e viola. Il cielo era un liquido caleidoscopico di striature e mulinelli che emulavano l'opera semovente di un Van Gogh psicopatico.
Sotto i suoi occhi sgranati, che luccicavano di quelle cromie infernali, la falce di luna prese a scomporsi in 1.000.000 di figure brulicanti come batteri che si riproducono a folle rapidità, dividendosi in altrettanti vermiciattoli eccitati, colmando ogni angolo del cielo, riversandosi fino all'orizzonte in stomachevoli masse scodinzolanti di protozoi. Emanavano un bagliore asettico, bianco come quello del neon, ma 100 volte più gelido, quasi fisico. Il candore che doveva aver dominato l'universo prima della sua creazione. Galleggiava immerso in quel cosmico bicchiere colmo di latte, dove caldo e freddo si ponevano in un equilibrio tanto perfetto da annullarsi a vicenda, come due amanti che muoiono nello sfogo della propria passione. Quel bianco era il più pulito, brillante e corposo che Fred avesse mai visto. Il sunto di tutto il candore, una tinta al cui confronto l'ala di un angelo sarebbe apparsa d'ebano. Un bianco feroce, doloroso, un bianco che non si accontentava di essere visto, ma che si infilava a forza negli occhi, che allagava il cranio, seppelliva la mente con umide colate filamentose. Sempre con quel rallenti snervante, la bocca di Fred si spalancò per urlare e il bianco gli inondò la bocca, scendendo giù nel suo stomaco, riempiendo ogni suo organo, scorrendo nelle vene, nelle arterie al posto del sangue, gonfiandogli il cuore. E di colpo Fred capì di non essere l'unico abitatore di quell'oscenità monocromatica. Qualcosa si contorceva sotto la massa candida come un serpente che tenta di emergere dal guscio morbido di nuovo. Si dimenava e premeva, fino a che la membrana venne squarciata e dal foro slabbrato emerse una sagoma impomatata di fluido denso, così nera che la sua presenza in tutto quel biancore dava la nausea. Fred, invischiato nelle trame del bianco, non poté che fare da spettatore alla venuta al mondo di quella cosa che strisciava fuori dal nulla sotto al nulla, miagolando in modo stridulo e perdendo lunghe bave di muco. Era nuda, glabra, e benché nera come petrolio, era pure traslucida, con le masse palpitanti di organi che si intravedevano oltre la pelle gelatinosa. Si mise in piedi barcollando in avanti, lasciandosi dietro impronte viscide. Al naso di Fred giunsero zaffate di odori che riconobbe, nei quali i ricordi erano intrappolati come insetti su strisce di carta moschicida. Effluvio burroso di biscotti di zucca innaffiati di sciroppo d'acero che sua madre gli preparava sempre ad Halloween. Il delicato aroma plastico dei giocattoli appena estratti dalla confezione. L'artefatto sentore di fragola dello sciroppo per la tosse, l'unico che accettasse di assumere, poiché tutti gli altri erano troppo amari. E poi tanti altri ancora. Un carosello olfattivo che credeva perduto ma che adesso tornava da lui quasi non se ne fosse mai andato, portando con sé situazioni e memorie di quando la birra, le auto e le ragazze non facevano parte del suo mondo. La creatura gli veniva incontro. Un essere gracile, di bassa statura, delicato, un bambino. Il bambino che Fred era stato e che aveva cercato di condannare a morte, soffocandolo con i futili e autolesionistici comportamenti dell'adulto che voleva diventare, rinnegandolo, rifiutando di aver mai indossato la sua pelle e gustato le sue gioie. L'oscuro fanciullo fiutò l'aria con le sue sottili narici umide, cogliendo un odore che indusse le sue labbra a contrarsi in un sorriso ringhiante, snudando dentini d'ossidiana affilati come punte di freccia. Scattò verso Fred con un movimento convulso e allo stesso tempo fluido, simile al guizzo isterico di un'anguilla, saltandogli addosso, affondandogli i denti nel collo. Da fuori, gli amici di Fred Calder videro il proprio capo compiere un passo in avanti e quel minimo di scetticismo evaporò nelle loro menti. Il corpo del loro amico subì una rifrazione come se fosse stato immerso in un liquido, ma questo non fu l'unico cambiamento. I colori divennero curiosamente vividi, come se la stoffa dei suoi abiti e le cellule della sua pelle irradiassero una sorta di tenue baluginio interno. Lo videro voltarsi lentamente al loro indirizzo, e nessuno dei tre trattenne un sussulto nell'accorgersi di quanto smarrito terrore sgorgava dall'espressione di Fred. Terrore puro, lancinante, mostruoso.
Lo sguardo di chi osserva il diavolo in persona farsi strada dagli abissi attraverso un pentacolo. Ne furono contagiati al pari di un micidiale morbo sconosciuto, iniziando a urlare a gran voce il nome dell'amico, senza però osare avvicinarsi al rettangolo di terriccio sterile. Intanto, Fred aveva rivolto l'attenzione in alto, quasi volesse contemplare la luna, ma qualunque cosa stesse guardando, di sicuro doveva essere terrificante a giudicare da come il viso gli si contorceva. Eddie, Kyle e Peter lo videro afflosciarsi sul terreno, le membra attorcigliate da convulsioni sempre più impetuose. Sembrava che lo scheletro fosse svanito dal corpo di Fred, tanto si dimenava. Nessuno dei 3 ragazzi rimasti fuori dalla zona morta fece minimamente caso alla finestra che si illuminava sopra la tettoia della veranda sul retro, e nessuno di loro sollevò lo sguardo quando le ante si aprirono, mostrando un uomo in canotta che inorridiva nell'accorgersi di tutto ciò. Tennero gli occhi fissi sul loro amico che seguitava a sussultare come un pesce spiaggiato, i bulbi oculari rovesciati e le labbra sepolte sotto una densa schiuma. La porta sotto la tettoia si spalancò, riversando fuori 2 persone, l'uomo in canotta e un ragazzo con solo i boxer addosso, entrambi con gli occhi fuori dalle orbite. L'adulto impugnava una sorta di lungo arpione con un gancio ricurvo alla sommità. Corse a piedi scalzi sull'erba e infilò l'arnese oltre l'invisibile barriera che sorgeva attorno alla zona morta, restando all'esterno. L'agilità con la quale agganciò gli abiti di Fred testimoniava che non era nuovo a simili operazioni di salvataggio. Con un brusco strattone delle braccia nerborute, estrasse il giovane dal suolo maledetto. Disperati e pallidi, gli amici lo accerchiarono, notando un alone scuro che si allargava tra le sue cosce. Braccia e gambe avevano smesso di agitarsi, ma il volto di Fred Calder pareva quello di un invasato, con i capelli dritti sul capo, la bocca aperta in un sincopato boccheggiare e gli occhi dilatati, fissi su un orrore invisibile a tutti gli altri. Sotto il mento, una ferita a forma di piccola mezzaluna perdeva rivoletti rossi. Nel presente, Alligator Williams si piegò oltre la ringhiera che delimitava la veranda e vomitò un fiotto acido di whisky. Ansimando si tolse la bandana e con quella si tamponò la bocca. Per un attimo era come se avesse rivissuto ogni istante di quella terribile notte di 25 anni prima. La palude gemette, alitandogli addosso refoli maleodoranti che gli raffreddarono il sudore sulle braccia e sul petto nudo. Con occhi sofferenti e pieni di lacrime fissò la zona morta. Al pensiero che non sarebbe stato più obbligato a sopportarne la vista, quasi scoppiò a piangere, provando la stessa indescrivibile sensazione che vive un malato quando gli viene detto di essere guarito da un cancro. L'episodio di Clyde Merrow era stata l'ultima goccia. Aveva riempito 2 vecchie valigie con averi dai quali non poteva separarsi e sarebbe salito sul primo autobus per il Tennessee, dove suo fratello maggiore Tom gestiva una piccola industria chimica e aveva promesso di trovargli un posto. Qualsiasi cosa pur di allontanarsi da quella bocca dell'inferno. Avrebbe dovuto farlo molto prima. Controllò l'orologio da polso dal vetro unto e dal quadrante impietosamente rigato. Tra meno di un quarto d'ora, il tale al quale aveva venduto la propria auto per $300 sarebbe passato a dargli uno strappo alla stazione degli autobus. Doveva farsi trovare pronto. Il vento scompigliò ancora i rami dei cipressi e fluttuando tra le maglie della rete che delimitavano il rettangolo di terra rossa, lo fece oscillare. Un modo della zona morta di dirgli addio, forse. Gli venne da chiedersi cosa sarebbe accaduto a quel luogo, quando lui non avrebbe più fatto da guardiano. Sapeva già che la rete sarebbe durata poco e che qualcuno avrebbe avuto la malsana idea di ficcanasare. Beh, peggio per lui, si disse con una menefreghista scrollata di spalle. Poco dopo l'amico si annunciò con un colpo di clacson e Gator si accomodò sul sedile del passeggero, non prima di aver infilato le 2 valigie nel portabagagli. Accese un fiammifero, strofinando nella capocchia sull'unghia del pollice e lambì con la fiamma la punta di una sigaretta arrotolata a mano, sbuffando una nube di fumo che venne portata via dal vento. Lanciando un'occhiata allo specchietto retrovisore, osservò senza rimpianto la casa allontanarsi e quindi sparire, occultata dalla folta vegetazione. Un senso crescente di libertà gli si allargò nel petto.
man mano che la distanza tra lui e la zona morta aumentava.